Signori, a tutti buonasera e benvenuti come sempre ad Italia Adesso, il programma a sfondo comunitario che porta nelle vostre case gli avvenimenti più importanti che occorrono nella nostra comunità italo-canadese di Hamilton e dintorni. Questa sera siamo ospiti di una bellissima sala della Fratellanza Racalmutese che si trova appunto in Hamilton a Murray and Park Street, perciò non dimenticate, se qualche volta voleste venire anche per vedere la sala Racalmutese potete venire, vero Presidente Giglia? Non ci sono problemi, insomma. Bene, questa sera, come vedete nel sottofondo, c'è il coro folcloristico racalmutese, però prima di passare al coro desidero parlare un poco con il signor Alongi Paolo, sulla mia destra, la signora Maria Martorelli ed il signor Baldassare Giglia, appunto presidente della Fratellanza Racalmutese. Paolo Alongi, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, come ricordo, l'anno scorso, Paolo, tu sei stato ospite di questo programma per parlare di una cosa molto importante, una cosa che l'anno scorso ottenne grandissimo successo. Sì. E parliamo appunto della Voce d'Oro. Sì, la Voce d'Oro, sì. Bene, che cos'è questa Voce d'Oro, Paolo? La Voce d'Oro è una società artistica che dà la possibilità a tutti i figli di italiani, con la speranza che un giorno possano andare a Sanremo, perché questa è una società che dà molta possibilità, perché abbiamo due finali, una qui da Hamilton, la seconda sarà a New York e da New York via Sanremo. Dunque tu parli di finali, due finali, una qui ad Hamilton e una a New York. Ora, quella in Hamilton, quando si avrà questa finale in Hamilton? Si avrà il 12 marzo a Mohawk College di Hamilton. E chi viene per questa grande ricorrenza? Per questa grande ricorrenza abbiamo i due big di Sanremo, Alejandro Baldi e Francesca Lotta, i quali hanno vinto al 92 con la canzone Non amarmi e Baldi ha vinto l'anno scorso 94 con la canzone Passerà. Dunque, generalmente, Paolo, quando vengono questi big dall'Italia, cantano mezza canzone oppure una canzone intera e poi vanno via, ma succede così a Mohawk College? No, oppure... no, questi qui faranno un spettacolo completo, canteranno più di un'ora. Dunque, chi può partecipare a questa canzone inedita? È una canzone inedita, vero, italiana? Sì, tutti quelli che hanno potuto partecipare devono partecipare forse con la canzone inedita per motivo, perché deve essere non conosciuta da nessuna parte, perché se no non può andare. Se è già conosciuta, che ci mandiamo a fare a Sanremo? Perciò io ti faccio tanti auguri perché in effetti l'anno scorso so che avete ricevuto un grandissimo successo. Quest'anno penso che molti dei nostri telespettatori già sanno che si ricorrerà di nuovo per questa canzone inedita e il 12 di marzo, amici telespettatori, presso il Mohawk College, non dimenticate. E a proposito, ma i cantanti già ci stanno? Sì, abbiamo 20 concorrenti, i più bravi che abbiamo in tutto l'Ontario. Dunque l'anno scorso, non so se ricordi i nomi, ma l'anno scorso chi è che ha vinto qui ad Hamilton e chi è andato a New York? Sì, qui ad Hamilton ha vinto Vincent, è proprio un figlio della Racalmutese, ha vinto Biagio Buca di Mississauga e una ragazza di New York, i quali sono stati tutte e tre a Sanremo. E a Sanremo, ma Sanremo dunque Sanremo... famosi, sarebbe dire una voce per Sanremo, che è la prima di Sanremo. Ah, ecco, esattamente, perciò è una grande opportunità appunto per i giovani cantanti che volessero intraprendere appunto la strada della canzone italiana. Bene, allora senti Paolo, cosa vuoi dire ai nostri telespettatori? Niente, io voglio ringraziare prima di tutto a tutti gli sponsor che ci stanno dando un grande aiuto. Faccio 3-4 nomi, prima di tutto a Guido Ricca, secondo a Ramada Hotel, il terzo a Carmel Banquet Hall e tutti gli altri che poi diremo nella serata del festival. Beh, a questi tre vorrei aggiungere anche il Cable 14. Cable 14 è la prima cosa, e poi voglio ringraziare il Presidente della Fratellanza per averci onorato qui in questa sala e tutti quelli che ci seguiranno. Credo che ci seguiranno perché devono credere in questo festival, perché sarà l'unico in Canada nel futuro. E vorrei dire un'altra cosa, tutti coloro che verranno quella sera avranno una cassetta gratis del festival. Tutti quanti. Bene, perciò ricordate amici telespettatori, il 12 marzo presso il Mohawk College, Voce d'Oro, che è appunto il microfono d'oro con Sanremo, esattamente, sì. E la canzone inedita italiana. Il presidente Paolo Alongi sarà lì per appunto darvi tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Pertanto auguroni alla Voce d'Oro, auguri al presidente Alongi. Grazie. E logico che ci rivedremo più tardi, no? Non te ne andare un minuto. No. Alla mia sinistra la signora Maria Martorelli, che è appunto la presidentessa del coro folcloristico racalmutese, una signora molto, diciamo, molto bella. Lo sai perché voglio dire questo? Perché quando ti guarda con quegli occhi dici ma no Bruno, io non voglio essere presentata come presidentessa, invece lo sei presidentessa. Lo dici tu.
Senti Maria, da quanto tempo il coro, intanto da quanto tempo tu fai parte del coro? Dal tempo che ho cominciato, qua 7 anni. E i ragazzi del coro sono tutti oriundi racalmutesi? Sono tutti figli di racalmutesi, sono tutti nati qui ad Hamilton. Non sono tutti racalmutesi, abbiamo uno di Ribera, il musicista Luciano è abruzzese, Tony, il chitarrista, è marchigiano, perciò ma sono tutti figli di italiani. Il gruppo è nato nel 89 per onore di Maria Santissima del Monte. È stato fondato dal signor Semegro insieme ad altri. Dopo un anno o due sono diventata presidente, ci sono tanti stati campi, abbiamo fatto tanti spettacoli. Oltre a quello di Maria Santissima del Monte siamo state da diversi posti in Canada, negli Stati Uniti e pure in Sicilia. Nell'92 siamo stati in Sicilia a fare festeggiamenti di Maria Santissima del Monte là. E speriamo che quest'anno, 95, saremo di nuovo a Racalmuto a onorare Maria Santissima del Monte pure là. Beh, io vi faccio tantissimi auguri perché so che il coro racalmutese ha avuto un grande successo in tutte le parti dove è andato. Il coro racalmutese ormai è conosciutissimo non solo appunto in Hamilton, ma in tutta, non voglio dire il Canada, ma in tutto il circondario di Hamilton e in tutta la provincia dell'Ontario, nonché logico a Racalmuto. Vicino alla signora Martorelli c'è il presidente Baldassare Giglia. Come va, presidente? Bene, grazie. Io prima di tutto ringrazio Bruno Cugnale di averci dato questa opportunità di avere questi nostri ragazzi, questo nostro folklore racamutese che ci fa tanto onore. E ringrazio di nuovo Bruno Cugnale e Cien Fortin, Cable Fortin. Grazie. Beh, io ringrazio, ecco, vedi Paolo, questo motto dovrebbe insegnare qualcosa e lo voglio dire un po' davanti a tutti quanti. Ma come? Il presidente mi ringrazia e tu non dici manco grazie Bruno. No, tu mi hai detto dopo riparleremo. In ogni modo io scherzo, i ringraziamenti non valgono niente. Voglio soltanto dire che il coro folcloristico racalmutese è formato da ragazzi, come dice la signora Martorelli, la maggior parte racalmutesi, italiani in generale, e sono tutti dediti appunto a questo coro che è conosciutissimo e che ha ottenuto moltissimi successi in futuro, e sono sicuro che nel prossimo futuro otterrà altri successi perché, come dice la signora, probabilmente si andrà a Racalmuto anche quest'anno. Sì, poi i ragazzi sono tutti pronti per andare a Racalmuto l'altra volta. Allora dovremmo parlare con qualcuno che vi dia la possibilità appunto di andare a Racalmuto e ne riparleremo in un'altra occasione. Signor Giglia, da quanto tempo lei è presidente di questa associazione? Io sono presidente da 7 anni, questo è l'8º anno e grazie a Dio con tutti i soci e della fratellanza racamutese abbiamo portato il club a buon punto. E come difatti vedete che ci sta questo gruppo che noi teniamo con orgoglio e con onore di averli qui dentro a farli studiare. Beh, io ringrazio un po' tutti quanti, ringrazio il presidente Alongi della Voce d'Oro, ringrazio per ora la signora Martorelli, presidentessa del coro, ringrazio il signor Baldassare Giglia, presidente della fratellanza racalmutese, ed è logico che adesso, signora, che ci farà ascoltare qualcosa con il coro? Sì, Quante canzoni? Beh, un 20 minuti. Faremo delle canzoni e delle tarantelle, tutte in siciliano. Cominciamo con Sicilia e dopo agli altri. Bene, allora a tutti voi la signora Martorelli con il coro, appunto, coro folcloristico. Io devo cambiare dentista, folcloristico racalmutese. Si dice gruppo folcloristico racalmutese di Hamilton. Bene, gruppo folcloristico racalmutese di Hamilton. Lo dico adesso che vorrei anche dire che il 7 di maggio faremo un spettacolo presso Mohawk College, dove il nostro gruppo si eseguirà con canzoni siciliane e balle siciliane, e anche questa volta, l'anno scorso tu sei stato presente, abbiamo fatto una piccola prosa in siciliano. Quest'anno i ragazzi stanno preparando un'altra, un po' più bella, più lunga, tutto in siciliano, e sarà una cosa bellissima. Ma io devo dire davvero, Maria, che l'anno scorso quando venni al Mohawk College fui davvero entusiasta dal modo in cui il coro folcloristico racalmutese di Hamilton, il coro appunto
cantò delle canzoni davvero belle, canzoni conosciutissime, e se le conosco io quelle canzoni è logico che le conoscete un po' tutti quanti. Perciò auguri per il momento e vi lascio al coro, e da voi tutti la signora Martorelli con il coro folcloristico racalmutese di Hamilton. Buonasera, il mio nome è Maria Martorelli e ho il piacere di presentarvi il gruppo folcloristico racalmutese di Hamilton. Apriamo il nostro programma con la canzone Sicilia. Grazie. I can't bend it down. Questa prossima canzone viene cantata da Florence Birrera. Il titolo è Ninna Nanna Siciliana. Grazie.
canzone è molto popolare, molto conosciuta, non solo in Sicilia, ma in tutto il mondo. Vittina Grozza. E adesso è tempo di una bellissima tarantella, la tarantella a ballate.
Questa prossima canzone, il titolo è Talia che tisa starra carmutisa. È una canzone dedicata alle nostre ragazze racarmutese, di quanto sono belle e si fanno guardare. Grazie. Questa prossima canzone è una canzone molto popolare, La luna e mezzo mare. È la storia di una ragazza che si vuole sposare, ma non solo si vuole sposare subito, ma vuole che la mamma gli deve trovare pure il marito. E lo vuole adesso, subito, non vuole aspettare. Andiamo con La luna e mezzo mare, grazie. Amici telespettatori, siamo quasi alla fine di questo bellissimo programma, appunto dato dal coro folcloristico racalmutese di Hamilton. Come vediamo, una canzone bellissima, La luna a mezzo mare, è un coro davvero bello, è un coro che avrà davvero fortuna nel futuro. Perciò qui è Bruno Crugnale che ancora una volta vi dice arrivederci alla prossima occasione e vi lascio appunto con il coro folcloristico racalmutese di Hamilton.
Benissimo, signore e signori, buonasera di nuovo presso la Fratellanza Racalmutese di Hamilton. Qui è Bruno Crugnale che appunto vi dà il benvenuto ancora una volta ad Italia Adesso. Con me la presidentessa di nuovo del coro folcloristico Racalmutese di Hamilton, la signora Maria Martorelli. Signora, indubbiamente Maria ci vuole tantissimo lavoro. Sì, tanto lavoro e tanta pazienza pure. Perché pazienza? Sono tutti giovani, forti. I giovani hanno troppa forza, troppa volontà e un po' svogliati pure. Hai visto? Senti Maria, io so che voi vi riunite quante volte al mese, diciamo, per le prove? Ogni martedì sotto, nella sala di sotto, a fare le prove. Quando abbiamo qualche cosa importante da fare ci facciamo certe volte 2 volte alla settimana. Il martedì e proviamo pure la domenica. Ah, benissimo. Dunque, se a te non dispiace, vorrei... Tu sei Yolanda, vero? Chi è Yolanda? Tu? Vieni, vieni. Vieni qui, Yolanda, vieni. Ah, ecco. Dunque, Yolanda sarebbe la figlia della signora Martorelli. Come stai, Yolanda? Bene, grazie. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ti piace cantare? Sì, mi piace cantare. Sì, lo so che sì, ti piace cantare. Vieni qua, non aver paura. Dunque, tu canti siciliano o italiano? Siciliano. Ma tu parli anche siciliano? Sì, parlo siciliano. Dunque, tu mi devi dire una cosa in siciliano adesso. Ah, Anche se non si capisce troppo, almeno da parte mia. non lo so come. Com'è Maria? Una frasetta in siciliano? Come? Non lo so. Com'è? Kinikindaki da Giaia. Che vuol dire questo? Perché quello là è andato lì. Ah, ecco, vedi. Dunque io tra gli spettatori vedo anche un mio grande amico, Lillo Puma. Vieni Lillo, vieni. Vieni Lillo, vieni. Lillo Puma, che intanto Lillo Puma ci deve dire qualcosa, perché so che il 7 di maggio Sì. è logico, è una data molto importante da ricordare, vero? Lillo, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori che oggi qui assistono a questo magnifico programma organizzato anche e condotto dalla signora Maria e da tutti questi ragazzi racalmutesi, figli di Però Lillo, racalmutesi. guarda là perché se no non ti sento. Sì, sì. Dimmi. Figli anche di racalmutesi o siciliani in genere. Loro si stanno preparando veramente orgogliosamente per essere presenti qui al Mohawk College ed avere un programma tutto di loro. Come sempre stanno progredendo di anno in anno, quindi non è il caso più di dire quello che fanno. È quello che ci si aspetta di nuovo, quello che presentano di nuovo. Ed effettivamente vanno bene, insomma, un applauso direi e una congratulazione da parte di tutti noi racalmutesi, orgogliosi di questi ragazzi. Davvero bene, ben detto. Orgogliosi di questi ragazzi che, come ha detto, 2 volte alla settimana, una volta alla settimana, non fanno altro che progredire sempre più per portare avanti quello che è lo stile e la vita nostra racalmutese. Lillo, io mi posso riprendere il microfono, me lo posso riprendere, dico. Dunque è logico che Lillo Puma sarà appunto il maestro di cerimonie in quella serata del 7 di maggio presso il Mohawk College. Perciò Lillo, io ho assistito l'anno scorso, come già detto nel programma precedente, ed è stato davvero un successone. Sono sicuro che quest'anno si ripeterà lo stesso successo, se non di più, dell'anno scorso. Oh, senza volerlo sarai il benvenuto anche questa volta e spero magari potrai portare anche ancora una volta questa camera, così ingrandiremo di più le nostre, se vuoi, le nostre vedute. Beh, intanto, ti faccio allora, rimaniamo così, diciamo che va bene per il momento e poi ci vediamo, va bene? Vedi che noi Ora, siciliani teniamo alla parola. ma io non ho detto di sì, Lillo. Io non ho detto ancora di sì. Dunque, if the camera wants to follow me just for a second. Bene. What's your name? Florence, Florence. Marco. Patricia. Charlie. Però strillate. Concetta, Grace, Chris. Josie. Luigi. Lena, Lina. Ecco qui. Poi. Antonetta? Ciao. Joe. Qual è stata la frase che hai detto prima, Joe? Kinikindaki da Giaia. Gio. Joe, anche Joe. Sì. Franca, Yolanda, Tony. Josie, Pasqualina, Rosario. Maria, Giovanna, Manuele, Benissimo. Guardate, ragazzi, siete grandi. E poi è logico, c'è l'orchestra lì. Perché non strilli? Strilla un po'. Come ti chiami? Luciano? Tony? Joe. Senti, Luciano, ma sto ragazzino chi è? Visto? È proprio bello. È un sicilianuzzo di quelli buoni. Benissimo. Allora, signori, half and half. Bene, allora vuol dire che lasciamo un po' tutto
alla signora Martorelli, al coro folcloristico racalmutese di Hamilton, e da voi tutti è logico che ci rivedremo alla fine del programma. Sì. Un'altra cosa. Come ospite pure abbiamo a Mohawk College, Lillo sarà il maestro di cerimonia, e quest'anno abbiamo preso una cosa diversa, abbiamo preso Rocco del Sud e lui porterà una piccola sorpresa, perciò ci vediamo tutti il 7 di maggio a Mohawk College. Ci saranno i posti, tra un paio di settimane ci saranno posti da tutte le parti, le etichette saranno in vendita, spero che tutti saranno presenti a vedere questo spettacolo e grazie. Ma io Vorrei tanto ringraziare a te per aversi preso questa serata e fare questo per noi. Ti ringrazio tutto il cuore, te e Cable 14. Ma io ringrazio, è stato un piacere per me essere qui, perciò lascio a te Maria ed al coro il programma. Va bene? Lillo, ti ringrazio. Adesso continuiamo con il nostro programma con una bellissima canzone, La Vignigna, che significa il tempo della vendemmia, del vino e dell'amore. Grazie. Arriva la vigna, la stagione
Adesso una bellissima tarantella, la tarantella paesana. Mentre i ragazzi si preparano, io vorrei di nuovo ringraziare Bruno Crugnale e anche la Fratellanza Racalmotese per darci la possibilità di questa sera, ma non solo di questa sera, degli ultimi 7 anni che veniamo tutte le settimane a disturbarci, le disturbiamo tutte le volte, ma grazie lo stesso, i ragazzi vi ringraziano, questa è la nostra seconda casa, grazie. Questa prossima canzone, il titolo è Lumalandrino, che in italiano significa un mafioso do paese, che viene cantata da Joe Manta. Grazie. Questa è la storia di Lumalandrino, d'un uomo forte però galantomo, una vita fatta d'amore e di verità, una vita fatta di mille perché. Io sogno un uomo troppo coraggioso e non c'è niente che mi fa scandare. Uno di quelli che quando ci sono guai si sta sempre alla larga e non ci casca mai. Sogno io, malandrino, malandrino, malandrino vero. Sogno io, malandrino, tuo valore tutto è giusto io. Che marciata e sogno sempre un primo a scappare non me ne La vita è fatta di sogni.
vuoli dire solo due parole. Tu vuoli bene, lo cuore ci amicanni, e con un'amica trova Carola venire. Sogno io, Valentino, 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 bello. Sogno io, Valentino, tu parole tutta giusto io. Che la sciata è sogno sempre primo a scappare non mi dio più. Grazie. Adesso faremo un'altra tarantella, la tarantella siciliana. Grazie. Adesso faremo La luna e mezzo mare, una canzone molto conosciuta e molto famosa in tutta l'Italia. La storia di una ragazza che si vuole sposare, ma questo non è il problema è che vuole che la madre gli trova il marito e lo vuole anche subito. Grazie. La
Siamo arrivati, signore e signori, anche alla fine di un altro programma, appunto dalle sale della Fratellanza Lara Calmutese di Hamilton. Non dimenticate il 12 di marzo per assistere al Mohawk College alla Voce d'Oro in collaborazione col Microfono d'Oro, e dal 7 maggio nelle sale del Mohawk College per assistere ad un'altra splendida rappresentazione da parte del coro folcloristico racalmutese di Hamilton. Grazie a tutti, grazie alla Fratellanza Racalmutese, grazie a Lillo Puma, grazie a tutti coloro i quali hanno assistito questa sera a questo bellissimo programma. Qui è Bruno Crugnale che ancora una volta vi dice ciao ed arrivederci alla prossima occasione.